5 anni fa, dove oggi due pietre intrachite ricordano le vittime, ma anche la forza resiliente del paese di Vo, c'era il posto di blocco che segnava l'inizio della zona rossa da cui i cittadini di Vo non poterono più né entrare né uscire per mesi, dopo la morte di Adriano Trevisan, la prima vittima di Covid. Nella giornata in memoria delle vittime del coronavirus, istituita dal Ministero della Salute il 18 marzo, giorno in cui i camion militari carichi di bare sfilarono per Bergamo, Vo ricorda il 5° anniversario della pandemia, assieme ai sanitari, all'esercito, ai volontari di protezione civile e ai primi cittadini. Tra loro anche il sindaco di Codogno e alcuni cittadini del paese del primo contagio in Italia. I due massi intrachite ricordano proprio questa immensa tragedia che solo in Veneto fece più di 18.000 vittime. Una sfilata silenziosa nelle vie del paese ha preceduto l'alzabandiera e la cerimonia solenne in un'atmosfera di commozione generale e di silenzio carico di dolore e rispetto per chi non c'è più. I gonfaloni del comune di Vo e quello di Codogno insieme in una passeggiata resiliente per ricordare questi 5 anni passati dall'inizio di questa pandemia che ha cambiato il mondo, una giornata nazionale per ricordare le vittime che coincide con il ricordo di quelle bare uscite dall'ospedale di Bergamo, un ricordo indimenticabile, e qui a Vo l'inizio della zona rossa con la prima vittima, Adriano Trevisan, una manifestazione che vuole ricordare ma che vuole anche fare il punto su quello che questa pandemia ha cambiato soprattutto per le giovani generazioni. Sindaco, qui è il luogo dove ha iniziato un po' tutto, la chiusura della cittadina. Cosa è rimasto? Dopo 5 anni è stata superata questa emergenza? L'emergenza è superata, abbiamo comunque la necessità di non dimenticare, anche se una parte della cittadinanza e della nazione vorrebbe voltare pagina e dimenticare. Il ricordo è un dovere, riportare a far affiorare quelle che sono state le emozioni, ma anche il sacrificio e l'orgoglio con cui i nostri concittadini si sono sottoposti a 3 test che hanno saputo dare delle informazioni importantissime per tutta la nazione, per tutta l'Europa, informazioni che non ci arrivavano dalla Cina e da Wuhan. Quindi oggi diamo per scontato tutta una serie di informazioni che grazie al contributo dei nostri concittadini siamo riusciti ad ottenere. Avete voluto stare insieme all'altro comune simbolo, quello di Codogno, ma anche alle tante persone che hanno sostenuto la popolazione, la protezione civile, ci sono gli alpini, c'è un po' tutta la comunità e questa roccia, la trachite dei Colli Euganei, che ricorda la forza appunto di questo territorio. Dice molto bene, in realtà la trachite è una pietra che è indistruttibile, che rimane nei secoli, e riuscire ad aver avuto nel 5° anniversario di nuovo il corpo medico, paramedico, gli alpini, la protezione civile che istantaneamente, senza timore, si è messa a fianco a disposizione della città e della nazione intera, è un elemento che ancora oggi ci rende orgogliosi di quello che siamo come comunità. Ecco, il vostro plesso scolastico insieme alla comunità è stato un po' anche un test, no? Di come i ragazzi hanno reagito. Sono loro che ci preoccupano di più perché sono quelli che forse portano ancora le conseguenze di questo dramma, veramente una tragedia mondiale. È vero, noi nel cercare di dimenticare facciamo un torto non solo alle vittime ma anche a coloro che hanno subito in quegli anni, chi è stato più giovane, chi ha iniziato magari un nuovo ciclo scolastico, un blackout relazionale, un vuoto incluso diciamo la super iper digitalizzazione. Questo ha portato delle conseguenze che gli studi scientifici, sociologici e psicologici cercano oggi di rimettere alla luce per riuscire a far riaffiorare, ed è doveroso tornare a parlare di questi aspetti e dell'importanza di tornare nelle generazioni soprattutto giovani a vivere e a relazionarci non avendo timore delle nostre emozioni. Sindaco, una passeggiata che ricorda le vittime, che ricorda un momento che per lei è stato assolutamente straordinario perché ha coinciso con il fatto che lei era il primo cittadino e gestiva anche la farmacia, che era l'unico punto aperto del paese, l'unico punto di riferimento. Che cosa ricorda di questo momento e che cosa è rimasto? Ricordi sono molti, ma
stanno svanendo un po' alla volta, noi guardiamo sempre avanti, la vita è sempre fatta di sfide continue, i ricordi ci sono, ma sono anche molto personali, quindi li teniamoli. Posso dire che per me in quel periodo è come essere tornato a fare un'altra volta il servizio militare. Ti venivano impartiti degli ordini e dovevi assolutamente ubbidire e mettere a punto tutta la professionalità che avevi già per quale ti eri preparato negli anni e dare il meglio di te stesso. Ritengo che sia stato un esame di maturità su tutte le materie, su tutte le competenze che abbiamo imparato durante la vita. Un esame di maturità che abbiamo visto poi dato dei risultati che ritengo più che soddisfacenti. Che cosa è cambiato qui a Volo? La comunità si è unita, è stato un evento che sicuramente ha unito tutti. Sì, indubbiamente questo ha dato un senso della capacità di fare squadra, dell'amministrazione con tutte le associazioni, con tutti gli enti, con tutti i cittadini. Poi alla fine l'abbiamo visto nei 3 tamponi, l'ultimo anche seguito da un prelievo per consegnare agli scienziati i dati raccolti. Siamo riusciti ad avere una grande Un senso di responsabilità. da parte dei cittadini che hanno accolto favorevolmente l'iniziativa e quindi siamo soddisfatti per questa risposta che era quasi inaspettata, perché non sapevamo allora come avrebbero risposto i nostri cittadini, ma alla fine si sono resi conto dell'importanza e hanno collaborato attivamente e pienamente alla riuscita del progetto che è stato portato avanti con l'Università di Padova, se ricordate bene, direi soddisfacente. Se Veneto è stato un esempio per l'Italia, lo si deve anche a quello che hanno fatto i cittadini di Vo. Indubbiamente sì. Senza i cittadini di Vo questo progetto non sarebbe andato in porto. È molto importante anche lo studio che è stato poi pubblicato su Nature, sulle modalità in cui il virus si propaga, e devo dire molto importante è anche qualcosa che nessuno sa. Io ho tenuto una videoconferenza con la comunità ucraina prima dell'inizio della guerra e durante il periodo Covid, nel quale abbiamo illustrato il modello Veneto, e questo è stato un risultato importante perché abbiamo trasmesso la nostra modalità operativa, il nostro tipo di organizzazione, che ritengo sia stato fondamentale per il buon successo del controllo del Covid nella regione Veneto e in Italia. È stato importante anche trasmetterlo agli altri, cioè conoscenza. Sindaco, sono passati 5 anni, il mondo è cambiato, però ricordare è doveroso. Ricordare, dimenticare è impossibile. Ricordare qualcosa che soprattutto in questo periodo, diciamo che per noi già oggi era un mese che si stava combattendo questa battaglia. Questi erano i giorni dove purtroppo, insieme ai volontari di protezione civile, aprivamo le chiese per ospitare i feriti dei nostri concittadini che purtroppo non ce l'avevano fatta, e si cercava di evitare di farli andare fuori in un momento di veramente buio completo. Sono tante cicatrici, il tempo guarisce, ma sicuramente c'è il dovere di ricordare. Noi l'abbiamo ricordato il 21 febbraio, il giorno dello scoppio della pandemia, e oggi abbiamo accettato l'invito del sindaco di Vo di essere qua per ricordare insieme quello che è stata una pagina della storia che purtroppo ci ha unito. 2 angoli d'Italia che forse neanche si conoscevano, che sono uniti per sempre in questo ricordo. Sì, sicuramente, su quello può dire sicuramente non ci conoscevamo, era vero, però diciamo che penso nelle difficoltà, soprattutto nel nostro paese, si riesca a trovare quella forza, quell'unità e quella coesione, che troppo spesso ci dimentichiamo nei periodi belli, passiamoci così, ma che sicuramente sono quell'enzima, quella forza che riusciamo ad andare avanti le comunità, e quindi per noi è veramente un piacere. In Veneto abbiamo anche una città gemellata da più di 100 anni che è Solagna, quindi avere un altro rapporto di amicizia per noi sarà sicuramente un piacere e un onore. Ecco, oggi ricordiamo, ma mettiamo anche i puntini su quello che è rimasto da sanare, perché è vero che siamo stati praticamente in emergenza da allora, con un sistema sanitario che ha faticato a recuperare anche tutto l'arretrato, e poi i ragazzi che sono stati un po' lasciati a se stessi. Oggi si riflette su questo, c'è ancora
È necessario ricordare in maniera fattuale, insomma, facendo qualcosa per loro. Ma assolutamente sì, io più volte ci è capitato anche di incontrare i ragazzi, soprattutto quelli che hanno iniziato un ciclo scolastico in quegli anni. È chiaro che ti sono mancate tutte quelle attività, quell'unione, quella coesione, quella socialità che sono doverose e normali per crescere, e sicuramente su questo bisogna recuperare, bisogna cercare di offrire ai ragazzi, a quelle fasce di età, molto per recuperare. Io solo immaginare quello che hanno vissuto loro alla loro età sarebbe veramente da delirio, però so che hanno la forza, gli anticorpi, e soprattutto si sta riprendendo quella socialità che chiaramente ci è voluto del tempo e non è un qualcosa di scontato. Ancora oggi sono persone che stanno elaborando il lutto, però sono sicuro che su questa strada, sapendo che si è mossi in emergenza per cercare di garantire quello che si poteva garantire, perché soprattutto in quegli anni c'era anche il rischio che si dovessero sospendere completamente, cosa che non poteva assolutamente esserci. E dal punto di vista sanitario, per quanto concerne la Lombardia, molto è rimasto, potenziando quelli che sono dei servizi di tutela anche davanti a delle emergenze pandemiche, perché uno dei grandi problemi è che il nostro paese non era pronto a combattere quella che era una pandemia in territorio interno. Quindi io penso che oggi questo gap sia stato superato, lo spero, anche perché quello che è successo a Codogno, a Vo 5 anni fa, può succedere ovunque, in qualunque parte del mondo e d'Italia un domani. Ovviamente l'auspicio è che nessuno viva quello che ha vissuto, però dobbiamo essere pronti. Si parla del modello Covid e del modello Europa in relazione adesso agli armamenti, a usare lo stesso sistema. Fa un po' impressione, no? Io non so chi abbia forzato questo paragone, sono due cose completamente diverse. E direi che oggi ricordiamo le vittime e cerchiamo di avere un momento di pensiero per loro, e cercando anche che qualcosa cambi, perché questa idea belligerante, questa idea che con quel debito con le armi si possa creare un contesto diverso, credo che sia quanto di più sbagliato. In quel momento c'era bisogno di potenziare la sanità e ci si è messo diverso tempo. Probabilmente ci fosse stata la stessa reattività, magari qualcosa in più si sarebbe potuto fare. Io spero che buona parte di quei fondi vengano destinati ai territori, anche perché io ricordo sempre che se la stessa percentuale di Codogno delle persone ricoverate in terapia intensiva fosse successo in una metropoli come Milano o come Roma, nemmeno tutti i posti di terapia intensiva d'Italia o d'Europa sarebbero stati in grado di sostenere i malati. Quindi secondo me un po' di soldi, ricordiamoci di metterlo sulla sanità, che è il bene più importante che abbiamo. Assessore, quella sala di protezione civile sempre allestita giorno e notte sembra un ricordo così lontano. È stato un trauma che forse non abbiamo ancora superato. Ma sì, è cambiato il mondo in quel giorno in cui io ho ricevuto la telefonata da Roma, perché era lo Spallanzani che diceva se effettivamente c'era un paziente malato di Covid. Da quando ho ricevuto quella telefonata è cambiato assolutamente il mondo sotto tanti aspetti, e Vo è diventato il paese al centro dell'attenzione a livello nazionale. Da qui è partito tutto. Purtroppo c'è stato il primo decesso. Oggi è la giornata che ci consente anche di ricordare tutte le vittime che ci sono state per il Covid, ma anche le persone che hanno lavorato su questo fronte, a iniziare da tutti i sanitari, ma poi vorrei ricordare anche la Protezione Civile, che ha donato centinaia di migliaia di giornate alla popolazione a titolo gratuito, quindi, e poi anche gli amministratori locali spesso vengono dimenticati, ma i sindaci erano in trincea, sono l'autorità di protezione civile e anche sanitaria locale, e hanno avuto un ruolo importante. Io facevo videoconferenze tutti i giorni con il presidente di ANCI e con i presidenti delle province, perché poi doveva funzionare il sistema a rete oltre a tutto il sistema sanitario, quindi sono stati dei periodi molto complessi, molto complicati, ci hanno fatto capire alcune cose, però ci hanno fatto anche apprezzare tutto il sistema che si è unito e coalizzato attorno a questa grande disgrazia che ci ha colpiti. Ecco, per lei qual è stato il momento più duro? Diciamo che quando ho ricevuto la telefonata è stato uno scossone, ovviamente, poi siamo partiti subito quella sera, siamo andati a Schiavonia. L'ospedale è stato blindato, nel senso che nessuno poteva più entrare ed uscire. Abbiamo allestito le tende già quella sera per il personale ospedaliero che non poteva rientrare a casa, quindi è stato veramente uno scossone. Poi c'è stata la chiusura di Vo, i tamponi voluti dal presidente Zaia qui a Vo, e poi tutto un susseguirsi di eventi molto rapidi che insomma ci ha
ci ha spinto a fare tutta una serie di operazioni. Ecco, mi piace ricordare, per esempio, per quanto riguarda la protezione civile, una cosa che è accaduta qui in Veneto e che non viene mai ricordata, che mi sono fatto dare l'elenco degli ospedali chiusi, dismessi, e a tempo di record e a costo zero per la collettività i volontari della protezione civile hanno garantito 940 posti letto in 15 giorni in più alla sanità e servivano assolutamente. Quindi qua è accaduto questo miracolo, ma poi i volontari hanno avuto un ruolo fondamentale anche in tutta quella che è la logistica, perché se è vero e vanno ringraziati tutti i sanitari che erano al fronte, in trincea, in prima linea, come al solito le guerre si vincono se ci sono anche i reggimenti logistici dietro che garantiscono gli approvvigionamenti. Ecco, questi sono stati garantiti da tutto il sistema del volontariato di protezione civile del Veneto, che conta 18.000 volontari. Ecco, venendo qui, parlavamo con un collega e ricordavamo quei momenti, ricordavamo anche la confusione che c'era, confusione legata a qualcosa che non si conosce. Ma confusione io francamente non ne ho vista, nel senso che dal momento in cui siamo stati investiti del problema ci siamo attivati immediatamente. Come dicevo, io ho ricevuto la telefonata nel tardo pomeriggio e la sera eravamo già a Schiavonia a chiudere l'ospedale, quindi c'è stata un'azione congiunta da parte di tutti finalizzata a questo scopo. Abbiamo capito che di fronte a situazioni emergenziali come queste è necessario prepararsi in maniera migliore. Ovviamente questa è stata una lezione che è stata recepita da tutto il Paese e che penso che possa consentire di affrontarci, speriamo mai, altre situazioni emergenziali simili. C'è un'immagine che si ricorda in particolare, un qualcosa che le è rimasta impressa per sempre? Beh, sicuramente l'ospedale di Schiavonia presidiato dai carabinieri, dai militari, insomma è un'immagine che rimane. Assessore, c'è anche un cippo in trachite qui donato dalle attività estrattive, perché voi la città del vino ma anche della trachite. Sì, la trachite si trova solo qua ed è peraltro prescritta in molte situazioni di restauro di piazze, di centri abitati anche dalla soprintendenza, quindi è importante che la trachite sia sviluppata. So che ci sono dei problemi per quanto riguarda il parco, però insomma io sono dell'idea che siccome si trova solo qua sia necessario sviluppare, ovviamente col massimo rispetto per l'ambiente. Ecco, questa marcia ci ricorda le tante vittime di questa pandemia, ma ci ricorda anche quello che siamo riusciti a fare per sconfiggerla. Sì, sicuramente qui a Vo si è scritta una pagina di storia per quanto riguarda l'epidemia di Covid. Io ricordo da assessore all'epoca dell'agricoltura, fui il primo a arrivare dentro dopo la zona rossa a incontrare i produttori di vino che erano disperati perché erano chiusi da troppo tempo, e quindi li abbiamo assistiti, curati e portati e dato anche una mano, e quindi poi tutto è andato bene fortunatamente, anche se poi bisogna che ricordiamo i tanti morti che sono stati qui. Le vittime appunto, ma tutto un sistema paese che ha rischiato di andare a gambe all'aria come il resto del mondo. Non si sapeva cosa si affrontava, non si sapeva cosa doveva fare ogni giorno, era una sfida anche col presidente Zaia, e invece poi fortunatamente tutto è andato bene. Diciamo che poi la scienza ci ha dato una mano, ma anche i volontari, i cittadini e tutti quanti quelli che comunque sono adoperati per superare questo momento. Com'era stato allora entrare in zona rossa, entrare in qualcosa che non si conosceva? Diciamo che era un po' strana la cosa, perché anche personalmente poi uno pensa, sai, sei solo, vieni qui e non sai cosa fare, e poi se ti ammali cosa succede? Però poi, diciamo, incontrando le persone, lo spirito di resistenza, di resilienza all'epoca si diceva, è andato poi tutto bene. Fratelli d'Italia, l'Italia s'è desta nell'elmo di Scipio, s'è cinta la testa, dove la vittoria le porta la chioma che schiava di Roma, Dio la
fratelli d'Italia, l'Italia. L'elmo di Scipio s'è cinta la testa, dov'è la vittoria? Le porga la chioma, che schiava di Roma il Dio la creò. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Sì! Oh.